Focus TG, una buona giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori e tutte voi telespettatrici. Diamo uno sguardo prima di cominciare con tutte le notizie del nostro telegiornale alla tabella inviata da Azienda Zero. Vediamo che variazioni ci sono state in merito ai nuovi contagi nelle ultime 24 ore e allora sono 507 i nuovi casi positivi, un totale, il dato cumulativo di tutti i casi positivi è di 432.416. Andando a vedere la situazione negli ospedali, c'è un paziente in più in area non critica e un paziente in più in terapia intensiva. Ad oggi sono 61 i ricoverati positivi in area non critica, 15 i ricoverati positivi, il totale ricoverati positivi in terapia intensiva. Purtroppo una persona nelle ultime 24 ore non ce l'ha fatta, ha perso la vita, quindi c'è questo decesso che si è segnalato appunto dall'Azienda Zero. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, quindi le variazioni di vaccinazione, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 41.336 dosi in più, un totale di dosi somministrate pari a 5.226.006. Per quanto riguarda le prime dosi, 12.407 dosi in più nelle ultime 24 ore e lo stesso nell'ultima giornata sono 28.929 praticamente i cicli di vaccinazione che sono stati completati. Quindi insomma prosegue in maniera importante tutto il discorso che è legato alla campagna vaccinale, una campagna che direttamente dalla regia della regione, nello specifico governatore Zaia e l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin, intendono continuare a portare avanti proprio in maniera molto forte. Cercate di vaccinarvi, la vaccinazione è volontaria, non è obbligatoria, lo Stato non vi impone e tantomeno la Regione non vi impone la vaccinazione, rispetto le idee di tutti, ma la vostra libertà finisce dove inizia la mia e la mia finisce dove inizia la vostra. Fatti chiari, amicizia lunga. Io quando... Dove non c'è l'obbligo arriva la responsabilità nei confronti di se stessi ma soprattutto degli altri. Nelle ore in cui anche in Veneto si moltiplicano le manifestazioni reali o annunciate dei no pass, Zaia dalla piazza di Montebelluna ribadisce i suoi punti fermi per affrontare la pandemia, partendo da un aggiornamento dei dati ospedalieri. Un disguido informatico negli ultimi giorni aveva infatti computato 100 pazienti Covid in più in area non critica. Ci siamo accorti di un bug informatico e quindi da questa mattina il bollettino è allineato, sono 161 ricoverati Covid, 19 sono in terapia intensiva. Sto ricoverando solo persone non vaccinate. Potete dirmi tutto quello che volete sui vaccini, nessuno fa le corse per andare a farsi il vaccino, tutti volentieri faremo meno di farci il vaccino, ma sto ricoverando solo persone non vaccinate. Gli ultimi 16 che ho ricoverato in terapia intensiva sono tutti non vaccinati, tranne una persona di 54 anni che ha solo la prima dose, non aveva la seconda dose. Vaccinazioni quindi che oggi come oggi fanno la differenza, con l'obiettivo dell'immunità di comunità che resta confermato a fine estate. Ad ottobre avremo l'82% dei veneti che saranno vaccinati o avranno avuto almeno una vaccinazione. Ne verremo fuori, io non ho una visione negativa di questa partita. Complice l'obbligatorietà del Green Pass, anche nelle ultime ore boom di prenotazioni, con la regione che ha chiesto al commissario Figliuolo di accelerare sulle consegne. Ci sono ancora posti disponibili, ma quello delle ultime ore potrebbe essere il nuovo trend. Abbiamo anche già detto al commissario Figliuolo che con il Green Pass ci sarebbe stato un aumento della richiesta di vaccinazione, di conseguenza insomma anche le forniture dovrebbero aumentare. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà un'interlocuzione con il governo in queste direzioni. E in effetti proprio all'interno delle varie ULS della regione si è registrato un aumento di richieste, prenotazioni di vaccinazioni, tra l'altro anche da parte del personale medico-sanitario che sino ad ora aveva deciso di non vaccinarsi. Non solo giovani che vogliono andare in pizzeria o in piscina, ma anche operatori sanitari. Tra le nuove prenotazioni per sottoporsi al vaccino, fa sapere il direttore generale dell'ULS 2 Francesco Benazzi, ci sono decine di medici, infermieri e OS. Abbiamo tanti che stanno aderendo alla vaccinazione, devo dire,
che prima nessuno rispondeva, oggi ne abbiamo 30-40 di nostri collaboratori che si sono già iscritti per vaccinarsi e quindi voglio dire già il tam tam sta arrivando. Effetto Green Pass, le dure parole del presidente Draghi, quale sia il motivo, l'incremento di prenotazione sta proseguendo anche al di là del clamore della prima ora. Anche oggi devo dire abbiamo persone che stanno iscrivendo, in mattinata sentivo i miei collaboratori già 300-400 persone, quindi è positivo e cosa bellissima, si stanno iscrivendo anche gli over 60 che non si erano prenotati prima, quindi l'input del Green Pass ha fatto evidentemente i suoi effetti. Una voglia di vaccinarsi che deve fare i conti con l'effettiva disponibilità di vaccini, ma Benazzi rassicura. Non ce ne hanno dati tanti perché hanno ridotto del 50% dal mese scorso, però devo dire che siccome per nostra fortuna i richiami li stiamo facendo e stanno andando bene e stiamo anche risparmiando le dosi perché il conto che si era anche fatto era legato al fatto che si vaccinasse almeno l'80% della popolazione, quindi abbiamo per fortuna delle dosi scorta. I ricoveri per Covid restano fermi a 2 giorni fa e dei 7 pazienti ospedalizzati 2 dovrebbero venire dimessi già dopodomani. 104 i contagi nelle ultime 24 ore nella Marca, si lavora al potenziamento del tracciamento dei contatti. Da lunedì avremo oltre 30 tracciatori per ovviamente contenere il più possibile, quindi i positivi, ma ai quali diamo una risposta nel giro di 5 ore, dico 5 ore, vengono isolati, si fa il contact tracing e quindi vengono messi in quarantena i contatti stretti. E tra l'altro, come in tante piazze del Veneto e d'Italia, andiamo a vedere cosa è successo nella giornata di ieri, perché manifestazioni che si sono svolte contro il Green Pass, Montebelluna, Castelfranco, Treviso ad esempio. Poi andremo anche a vedere com'è andata a Bassano del Grappa. Con questo grido hanno occupato Piazza dei Signori oggi pomeriggio. Il popolo dei Novax, ma anche del No Mask e soprattutto del No Green Pass ha voluto far sentire ad alta voce il proprio dissenso per quella che molti hanno definito dittatura sanitaria. 1 migliaio, secondo la questura, arrivati da più parti, aderendo ad un tam tam nato spontaneamente sui social e che ha dato appuntamento agli scettici del Covid alle 17 di sabato 24 luglio. E qui, senza un vero e proprio organizzatore, ognuno è stato libero di dire la sua. C'è chi ha chiesto l'intercessione della Madonna, scagliandosi contro la Chiesa complice di chi vuole l'obbligo di vaccinazione. Siamo in mano a gente senza Dio. Oggi l'Italia è pagana. San Paolo oggi avrebbe molto da fare a convertire persone che non credono più a niente. Chi ha tenuto una sorta di comizio e chi ha letto delle lettere scritte da infermiere a contatto con i contagiati dal Covid. Vi porto la lettera di una nostra collega che ha avuto danni dal vaccino. Un popolo eterogeneo che ha detto di non credere più di fatto alle istituzioni, sia sanitarie che pubbliche. Ha reclamato la libertà di scelta sia nelle vaccinazioni che nelle cure. Dovrebbe essere una situazione naturale dell'essere umano e adesso ci tocca chiederla. Abbiamo dei diritti costituzionali che ci vengono concessi. Dovremmo averceli naturalmente, no? E invece vengono concessi, ci vengono dati dai nostri governanti. Siamo qui per volere quello che dovrebbe essere già nostro. Andremo a Bassano subito dopo la pausa. Rieccoci nuovamente in studio. Abbiamo visto prima del break la manifestazione No Green Pass che si è svolta nel Trevigiano, stessa manifestazione, tantissime persone a Bassano del Grappa. Al grido Libertà, No Green Pass, in tantissimi hanno invaso Piazza Libertà nel cuore di Bassano per una manifestazione che si è svolta in contemporanea con altre città del Veneto e d'Italia per contestare l'ultimo decreto Draghi che entrerà in vigore il prossimo 6 agosto. No Green Pass perché è una restrizione per la nostra libertà, quindi no Green Pass. No Green Pass perché non è libertà.
Perché dice che non è libertà, signora? Perché ognuno è libero di fare quello che vuole anche con i vaccini e convivere. Dobbiamo essere liberi di scegliere. No Green Pass. Perché? Perché vogliamo la libertà. Siamo stufi. Un grido corale per manifestare la libertà di scelta, striscioni, cartelloni, un'unica voce. E allora non hanno manifestato in maniera così plateale, però stanno chiedendo al governo che venga rivisto questo discorso legato al Green Pass, sono la categoria della Confesercenti. Noi riteniamo che le uniche due armi a disposizione per poter sconfiggere la pandemia, oltre alla vaccinazione, ci sono anche il rispetto delle regole del contenimento, perciò tutti dobbiamo essere responsabili nel poter evitare l'espansione di nuove varianti. Sono 450 le realtà tra pubblici, esercenti, albergatori, negozianti rappresentati da Confesercenti Venezia, che da una parte ritengono utile il Green Pass, dall'altra però sono fermi nel dire che il vaccino non è l'unica soluzione per contenere il virus. Se dobbiamo scegliere tra le chiusure e il rispetto e l'uso di questo strumento digitale, noi siamo per la seconda, perciò lo consideriamo anche un strumento favorevole. Pur riconoscendo alcuni aspetti positivi nell'utilizzo del Green Pass, gli esercenti esprimono forti timori, evidenziando non poche criticità in questa modalità. Prima di tutto, questo carica gli esercenti di uno strumento incomprensibile. Noi non abbiamo i mezzi digitali, tecnici e legislativi per poter verificare se questo strumento è vero o falso. Oltre a questo ci carica di una eccessiva responsabilità legale, ci ritroveremo nelle situazioni incomprensibili. Un altro punto incomprensibile riguarda l'obbligo del Green Pass sulle filiere sagre all'aperto, no? Se il virus all'aperto nei ristoranti non è così contagioso, anche senza poter mettere nell'obbligo l'uso del Green Pass, perché dobbiamo mettere sulle sagre e sulle filiere all'aperto? Un altro punto critico riguarda di non considerare strumento sufficiente il Green Pass per l'apertura delle discoteche. Anche questo è un comparto in grosse difficoltà. I dubbi sono soprattutto sulla gestione dei controlli, in particolare nelle serate estive affollate. Chiediamo delle correzioni immediate, ma vogliamo anche dei chiarimenti: come possiamo rispettare il controllo, come possiamo procedere con il controllo di questo strumento digitale. E dal loro canto anche le imprese richiedono una rivalutazione, una rivisitazione della questione Green Pass. Sull'ipotesi del Green Pass per i lavoratori di alcuni ambiti produttivi, Confartigianato Imprese Vicenza è molto chiara. Serve collaborazione e responsabilità in un momento cruciale per la ripartenza delle attività. A dirlo è il presidente del sodalizio vicentino Gianluca Cavion. Servono tutti gli strumenti, che ci sono anche tuttora, per cercare di dare l'opportunità e la garanzia per avere meno contagi possibili all'interno delle proprie aziende. Questa è la posizione di Confartigianato e anche se non si parla chiaramente di Green Pass o passaporto vaccinale, il profilo è ben delineato. Ecco cosa chiedono le imprese a dipendenti e a collaboratori. Quello che chiediamo alle nostre maestranze, ai nostri collaboratori, è il senso di responsabilità e di avere sempre un'attenzione particolare per quanto riguarda il luogo di lavoro. La diffusione dell'epidemia o anche solo le assenze legate a periodi di quarantena potrebbero avere ripercussioni gravissime sulle aziende. È chiaro che nelle aziende con numeri ridotti la mancanza di 1/2 collaboratori magari per un periodo della quarantena può incidere tantissimo per quanto riguarda la produzione e per quanto riguarda lo sviluppo del fatturato che si deve raggiungere a fine anno per mantenere in piedi l'azienda. L'obiettivo quindi deve essere comune. Ci vuole una grande collaborazione tra imprenditore e collaboratori, perché è interesse comune di tutti mantenere aperte le aziende. Giovani e Green Pass, si è registrato un boom di prenotazioni proprio da parte delle fasce più giovani della popolazione, anche a Vicenza, e tra l'altro ai nostri microfoni hanno detto ci vacciniamo per senso civico. Penso che questa introduzione di nuove normative spinga a tutti quanti, non solo i più giovani ma anche quelli nelle fasce dei 30 anni, 40 anni, a farsi il vaccino. E vedremo come andrà.
Non vedevo l'ora di essere comunque vaccinato, anche perché comunque date le ultime ordinanze, comunque era quasi necessario per tornare alla normalità. Il Green Pass chiama e i giovani vicentini rispondono. Tanti ragazzi che hanno risposto alla chiamata e si sono accaparrati il posto tra i nuovi 5.000 slot predisposti dall'ULSS 8 tra il 12 e il 17 agosto negli hub di Torri di Quartesolo e Montecchio. Basti pensare che in tutta la regione il numero medio delle prenotazioni giornaliere è raddoppiato solo nella giornata di ieri. Chi per senso civico, chi per la voglia di ritorno alla normalità o in vista di una vacanza è già sulla via del certificato verde con la seconda dose. Sono qui per, direi, senso civico, per proteggere le persone più deboli. In realtà comunque il vaccino avevo già intenzione di farmelo ancora prima della storia del Green Pass. Ci piace girare un po' l'Italia, siamo stati già all'estero una volta, quindi sappiamo che è indispensabile per avere una vita normale. E giorni caldi, gli ultimi in fiera. Oggi 1.300 vaccinati con Moderna, tra loro giovani e giovanissimi, e 1.400 con Pfizer per il richiamo. Prenotazioni che vanno a ruba, ma non per tutti, visto che all'appello mancano ancora parecchi ultra sessantenni. E i numeri di ieri parlano chiaramente. Su 1.500 posti disponibili senza prenotazione, a presentarsi sono stati solo 300 over 60. Giovani, ma anche il mondo dello sport pronto a vaccinarsi per evitare qualsiasi problema per gli atleti. Stiamo parlando nel caso specifico dei giocatori del Calcio Padova e di tutto lo staff tecnico. Il Calcio Padova è vaccinato. Ieri giocatori e staff biancoscudato, grazie alla collaborazione con la divisione di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, diretta dalla dottoressa Anna Maria Cattelan, si sono sottoposti alla vaccinazione contro il Covid-19. Il programma vaccinale è stato stabilito dal responsabile dell'area medica del Calcio Padova, il dottor Luigi Munari, in accordo con la coordinatrice sanitaria della divisione di malattie infettive, la dottoressa Lorella Di Sarò. La società Calcio Padova ed il proprio staff medico hanno come obiettivo prioritario la sicurezza dei propri atleti, si legge in una nota, e di tutti i collaboratori rispetto alla pandemia e alle attuali possibilità di prevenzione e controllo della diffusione del virus SARS-CoV-2. E nel bellunese invece si registra un aumento per quanto concerne la casistica dei contagi. 4 persone ricoverate al San Martino di Belluno in poco più di 24 ore. La porta del pronto soccorso Covid si è riaperta per accogliere 4 pazienti, 2 giovani rispettivamente di 27 e 28 anni e 2 anziani, un bellunese di 87 anni e una turista di 85. Tutti sono ricoverati nel reparto di malattie infettive e fortunatamente le loro condizioni allo stato non destano preoccupazioni. Il bollettino di Azienda Zero emesso questa mattina alle 8 dice che sono 13 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore e che il numero complessivo delle persone contagiate è pari a 148. Fra questi si rileva un nuovo, seppur piccolo focolaio registrato a Belluno in centro città. L'ULSS Dolomiti invita tutti coloro i quali si sono intrattenuti nei locali del centro nella serata di sabato 17 luglio a sottoporsi a tampone. La casistica riscontrata nel bellunese è in crescita, sia pure se i numeri sono in linea con quanto rilevato nelle altre ULSS del Veneto. L'attenzione è massima. Stamattina ad Auronzo, seduta di vaccini per i giocatori della Lazio, che è in ritiro nella cittadina ai piedi delle 3 cime di Lavaredo. Il presidente Lotito ha chiesto al nostro presidente se era possibile vaccinare la squadra, il team in questo contesto durante il ritiro, e quindi abbiamo organizzato questo momento. Un'iniziativa che si aggiunge a quella organizzata nel bellunese per tutte le squadre sportive del territorio grazie all'interessamento delle società e dei comuni. Qualche minuto di pausa, ci vediamo tra pochissimo. Ben ritrovati in diretta, adesso il racconto di Roberto Borsato e della moglie Mariella. Lui è rimasto per 108 giorni in ospedale, 64 giorni trascorsi in terapia intensiva causa Covid. Marito e moglie lanciano un appello a tutti: vaccinatevi.
Il 28 aprile 2021 per Roberto Borsato, consigliere comunale a Treviso, è iniziata una seconda vita, quella dopo il Covid. Borsato risulta positivo in gennaio, sua moglie in quei giorni è in ospedale, anche lei a causa del coronavirus. Durante le quotidiane telefonate con il marito sente che le sue condizioni si stanno aggravando e chiama il 118. Anche Roberto arriva al Cafoncello, prima in area non critica, ma la situazione si aggrava e diventa necessario spostarlo in terapia intensiva e intubarlo. E che là sono andato in panico completo. Io non volevo perché avevo associato intubazione e morte. Per 64 giorni la vita di Roberto è come se si fermasse in un letto di terapia intensiva. Poco ricorda di quei 2 mesi, solo gli incubi che hanno accompagnato il suo sonno forzato. Nel frattempo, grazie alla terapia con il plasma iperimmune, le condizioni della moglie Mariella migliorano e viene dimessa. Dopo qualche giorno va a visitare il marito, indelebile il ricordo di quel giorno. Vedere una persona che comunque supina, gonfia, la faccia gonfia, la bocca gonfia, guardi, una cosa devastante. E lì ce n'erano 8. 2 volte alla settimana, scusa, sono andata a trovarlo e ogni volta vedevo un letto vuoto. Guarda, ho ancora... Però io ho sempre pensato che Roberto sarebbe tornato a casa. Giorni, settimane e mesi vissuti in attesa che le condizioni di Roberto migliorassero. Mariella non ha però mai perso la speranza. Quando i medici le dicono che il marito sembra non reagire, non lottare, lei capisce che è il momento di aiutarlo. E io gli ho detto, senti, io non pretendo che tu torni a casa se non vuoi, ma se vuoi puoi farlo, impegnati. E da lì è cominciato. Poi finalmente il risveglio e il trasferimento ad Oderzo per la riabilitazione. La cosa più devastante è stato che non riuscivo a muovermi. Quanti chili ha perso? Ho perso 17 kg, ho perso tutta la massa muscolare, non riuscivo a camminare, essere là su un letto col pannolone, non ero più padrone di me stesso, cioè dovevo dipendere in tutto e per tutto dagli altri. Su una stanza ero da solo, cioè quindi avevo compagnia la televisione, mi venivano in mente tante cose. Contavo le piastrelle, erano 37. Difficile dimenticare l'immagine che Mariella si è trovata davanti agli occhi. Una larva come, cioè pauroso, tremante, non riusciva a tenere in mano niente, con i capelli lunghi, non era Roberto poi alla fine. Alla fine dell'incubo Roberto è tornato in ospedale per ringraziare medici ed infermieri che lo hanno assistito in quei 108 giorni di ricovero. Nei loro occhi, racconta, ho visto la commozione. Ora, su richiesta dello SLE2, Borsato ha girato un video raccontando la sua testimonianza e lanciando un appello. Di fare un appello alle persone che non vogliono vaccinarsi affinché questi si vaccinino. Roberto parla della sua lotta contro il Covid come di un viaggio dal quale lui, a differenza di molti altri, è riuscito a fare ritorno. Tanti compagni di viaggio non ce l'hanno fatta. Davvero una storia intensa raccontata dalla nostra Francesca Bozza, un momento davvero toccante ed emozionante, pensando soprattutto che queste persone davvero, soprattutto Roberto Borsato, ha vissuto momenti che non si possono neanche immaginare, terribili, e la moglie gli è stata però sempre accanto, quindi bella questo forte rapporto tra marito e moglie. Lasciamo per un attimo il discorso, la questione Covid, e ci occupiamo invece di una questione che è legata molto vicina ai ragazzi. Stiamo parlando di abuso di sostanze alcoliche, abuso di sostanze stupefacenti. Sta partendo un progetto che è stato organizzato e realizzato dai giovani per i giovani. 200.000 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un progetto presentato dal Comando di Polizia Locale di Treviso per la prevenzione dei problemi legati ad alcol e stupefacenti per chi si mette alla guida. Si tratta di un concorso per studenti di 17 e 18 anni degli istituti di Treviso che realizzeranno delle videoclip sul tema. Una sensibilizzazione fatta da giovani e rivolta a loro coetanei. Una bella opportunità vinta da questo progetto della Polizia Locale. Insieme al Comune di Verona siamo le prime 2 città capoluogo ad aver ottenuto questi fondi, che ci consente e ci consentirà di comunicare ai giovani attraverso i giovani.
Non solo, l'amministrazione si rivolge ai giovani in termini di prevenzione, anche con un altro progetto, una campagna estiva in cui educatori e psicologi intercetteranno i ragazzi per prevenire l'abuso di alcol e sostanze e informarli sulla serie di servizi attivi nel territorio, anche alla luce dell'aumento di consumo di alcolici, effetto di lockdown e mancanza di socialità. C'è stato un aumento del consumo di bevande alcoliche sia nella popolazione adulta e nella popolazione invece più giovane. Il consumo è aumentato in maniera importante proprio durante i lockdown. Nei giovani lo verifichiamo un po' di più adesso rispetto a qualche tempo fa. 8 uscite a Villa Margherita nell'ambito del progetto 1630 e durante la rassegna Suoni di Marca con postazioni ad hoc con materiale e strumentazione per la rilevazione del tasso di alcolemia. Un progetto pensato non per puntare il dito, ha detto il primo cittadino, ma per tendere una mano. Sarà in campo la comunità giovanile di Conegliano, quindi parliamo di operatori preparati ma soprattutto giovani che ingaggeranno i giovani. Un progetto studiato dal Comune di Treviso con il SERD e la comunità giovanile che ha una buona esperienza proprio di iniziative di questo tipo, ma soprattutto coinvolgendo gli eventi e i ragazzi che partecipano negli eventi. Il figlio è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Paese. I genitori adesso lanciano un appello al pirata che gli ha tagliato la strada. Mercoledì pomeriggio, via Castellana, a Paese, sono da poco passate le 2 quando Gianpietro Barbazza, 27 anni, padre di una bambina di appena 10 mesi, rimane coinvolto in un grave incidente stradale. Ma chi gli ha tagliato la strada non si è neppure fermato. I suoi genitori, che lavorano nella pizzeria di famiglia a Zero Branco, lanciano un appello a quell'automobilista. Mio figlio appunto proseguiva per la sua gareggiata, quando di fronte a lui una macchina che non sappiamo ancora il modello, bianca, ha invaso la corsia di mio figlio per girare sulla laterale sinistra. L'istinto stesso è stato quello di non andargli addosso, ma di spostarsi sulla corsia di sinistra e frontalmente ha preso il furgone che procedeva verso il senso opposto. Mio figlio si è fatto male, ha rischiato la vita e quindi io dico di fare un appello a questa persona che si faccia sentire. Che si faccia sentire, perché giustamente sbagliare è umano, però giustamente non è neanche giusto che mio figlio ha rischiato anche di morire e questa persona sia scappata nonostante abbia causato questo incidente. Gianpietro, che vive a Cittadella ma lavora a Riese, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Femore rotto, polmone bucato, costole rotte, ha rischiato di perdere un occhio, è tagliato dappertutto, botte dappertutto, voglio dire, la testa, soprattutto ha preso anche la testa, voglio dire che si faccia un esame di coscienza a questa persona. Se è una persona che ragiona con il cervello, logicamente si deve, non dico costituire, ma perlomeno far sapere alla polizia locale. Non dico che lui abbia la colpa, però voglio dire che si pronunci appunto con la polizia dichiarando quello che ha visto e non si è fermato, non si è fatto il soccorso. Non solo per Gianpietro, sottolineano Massimo e Monia, ma anche per gli occupanti del furgone con cui si è scontrato, padre e figlio di Istrana, che fortunatamente hanno riportato traumi di minore entità. E naturalmente ci sono anche i danni economici, macchina distrutta. Sì, logicamente appunto anche i danni economici, non è che sia una cosa che sto valutando perché non mi interessa la vita. È un appello invece molto forte all'amministrazione comunale di Bassano del Grappa, è quello che lanciano i genitori dei bambini e delle bambine che frequentano la scuola di Sant'Eusebio, perché causa lavori, ce ne siamo occupati in più occasioni, causa lavori i ragazzini e le ragazzine dovranno essere in qualche maniera trasferiti. Al momento i genitori lamentano una totale assenza e una lontananza da parte proprio del Palazzo Municipale, dicono ci hanno presi in giro, ci stanno prendendo in giro. Noi siamo pronti a combattere fino alla fine. Laura Falco è una dei genitori pronti a dare battaglia per tutelare i 160 bambini e bambine della scuola di Sant'Eusebio da una situazione ancora campata in aria, in attesa dell'inizio dei lavori di sistemazione della struttura. Dall'amministrazione totale lontananza dalle richieste di mamma e papà coinvolti nella vicenda. Sindaca Pavanni e amministratori continuano a dire che è da marzo che non dormono perché presi da questa questione. A noi pare che abbiano dormito abbastanza se a fine luglio ancora non hanno trovato una sede dove trasferire
trasferire alunni e alunne. Ipotizzano 3 possibili soluzioni: Graziani, centro giovanile, Materna di via 11 febbraio, ma c'è un però grosso come una casa. Da quello che possiamo sapere noi genitori non sono state fatte ancora delle verifiche che possano dare l'idoneità di queste scuole, per cui di certo noi ad oggi non abbiamo nulla. La vostra richiesta principale quale sarebbe a questo punto? È quella di poter rinviare i lavori al primo giorno utile alla fine dell'anno scolastico 2021-2022. Il pericolo è che a giugno 2022 ci si trovi allo stesso punto di oggi, visto come si stanno muovendo gli amministratori di Bassano. C'è di più, questa forte presa di posizione dei genitori che, cara sindaca, non ha nulla a che vedere con la politica, ma solo con il bene di 160 futuri uomini e future donne, sta facendo andare il sangue alla testa ad alcuni assessori. L'assessore Zonta è uscito con questa frase che ha lasciato tutti a bocca aperta, paragonando i nostri figli, i bambini della scuola, ai San Pietrini di Piazza Garibaldi, dicendo che i soldi destinati, visto che noi continuavamo a chiedere lo spostamento dei lavori, lui ha così detto che allora, visto che noi la mettavamo così, i soldi destinati alla nostra scuola li avrebbe destinati ai San Pietrini di Piazza Garibaldi. E questo è quello che ha detto uno degli assessori di Bassano del Grappa, uno degli amministratori che dovrebbe garantire il bene della città e di chi ci vive. I genitori tengono a precisare una cosa: loro vogliono che i lavori vengano fatti, ma non a queste condizioni. Sono lavori che noi vogliamo, però allo Stato siamo in alto mare. Dicono che questi lavori dureranno circa un anno. È ovvio che saremo fuori dalla nostra sede per ben 2 anni. Ci sentiamo molto presi in giro, anche perché sono state fatte delle promesse che non so se riusciranno a mantenere, perché hanno parlato di pullman, di autobus. Non ci crediamo, noi non ci crediamo più, ci sentiamo presi in giro. Beh, se l'essere sordi di fronte alle richieste di tante mamme e tanti papà, peggio, strumentalizzare politicamente, nascondersi dietro argomenti pretestuosi, non affrontare di petto, rimandare le discussioni, paragonare i bambini ai San Pietrini significa amministrare Bassano. Forse la sindaca Pavan e la sua giunta non sono così adeguati a ricoprire questo ruolo. Dopo la pausa ci occupiamo delle minacce che ha ricevuto il sindaco di Saonara perché aveva fatto affiggere dei manifesti in cui invitava a vaccinarsi. C'è un break. Rieccoci in diretta. Per quanto riguarda questa campagna di promozione della vaccinazione che ha avanzato il sindaco di Saonara, pensate un po' che sia sui social ma non solo sono arrivati pesanti attacchi, addirittura minacce nei confronti del primo cittadino del comune del Padovano. Povero sindaco collaborazionista dell'oligarchia del turbocapitalismo criminale globalista. La finta epidemia è la più grande faccia della storia dell'umanità. Questo è solo uno dei messaggi che il sindaco di Saonara, Walter Stefan, ha ricevuto via mail o sui social per aver deciso di affiggere in giro per il paese dei vivai questo manifesto che invita alla vaccinazione. Apriti cielo, in breve si è scatenata l'ira di chi il vaccino non lo vuole proprio fare. Arrivare ad affermare, come ho ricevuto in qualche mail, che propago con questo invito, propago le varianti o addirittura mi si associa al nazismo perché praticamente come gli ebrei venivano marchiati così farei nei confronti dei cittadini che non si vaccinano, mi sembra veramente un'idiozia assoluta. Il vaccino, il primo cittadino, l'ha appena fatto invece. Seconda dose di AstraZeneca, ci confida, non ha avuto effetti collaterali. Tutti i farmaci possono avere delle controindicazioni, ci dice, ma in questo caso i benefici superano di gran lunga gli effetti avversi. L'appello che continua a fare ai suoi concittadini è di mettersi al sicuro dal Covid. 6 giorni fa Saonara era Covid free, non c'erano contagiati e non c'erano persone in isolamento. A questa mattina sono 19 contagiati e 44 persone in isolamento. Gli unici modi che abbiamo per cercare di fermare questo maledetto virus è quello classico della mascherina, della pulizia delle mani, del distanziamento ed il vaccino che è stato dimostrato e dimostrato che per il 90% ci mette al riparo da prendersi il contagio.
Adesso arte, bellezza, cultura, storia e quant'altro, perché un importante traguardo è stato raggiunto da Padova, meglio dai prestigiosi e splendidi affreschi che ci sono a Padova del XIV secolo. I therefore declare top decision 44-8B.20 adopted. Un colpo di martello a Fuzhou, in Cina, sancisce l'ingresso di Padova Urs Pitta nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. I cicli affrescati del Trecento sono ora nel World Heritage List. Oggi Padova ha ricucito una sua identità lacerata e lo ha fatto, guarda caso, riconoscendo la centralità simbolica e costitutiva della sua identità, che è il Trecento. Quindi oggi il Trecento padovano è sotto le vetrine, è nella vetrina del mondo, e penso che sia per la nostra città un momento particolarmente significativo. Un lavoro iniziato molti anni fa, rimandato di un anno a causa del Covid, diventa ora realtà. Grazie Padovani, grazie Ministero, grazie a tutti quelli che hanno fatto qualcosa per Padova, e Padova, lo ripeto per l'ennesima volta, quando Padova fa squadra siamo una città eccezionale. Giotto, Guariento, Giusto de Menabuoi, Altichieri da Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona. Questi gli artisti che hanno reso grande la Padova del XIV secolo, con le loro opere, i loro cicli affrescati e complessi monumentali in città. 8 luoghi di Padova che dal 1305 al 1397 rappresentano una rivoluzione nell'arte figurativa. In collegamento dal Ministero a Roma con il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, il sindaco di Padova ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa candidatura, un lavoro corale, come è stato più volte sottolineato. A rimarcare questa sinergia anche il presidente della regione Luca Zaia, che si è congratulato parlando di una bella giornata che entra nella storia dell'arte, della cultura, della storia di Padova e di tutto il Veneto. Un traguardo, ma anche un punto di partenza per rendere Padova sempre più attrattiva ai turisti. Il mondo ci sta guardando, adesso noi abbiamo sulle spalle la responsabilità. Ecco che questa occasione è veramente quella di una rinascita piena e la sfrutteremo al massimo. E a proposito di cultura, Vicenza rientra nella rosa delle città candidate alla capitale della cultura 2024. C'è anche Vicenza, città del Palladio, patrimonio dell'UNESCO tra le 24 città italiane candidate a diventare capitale italiana della cultura per l'anno 2024. Il Ministero della Cultura ha accettato la manifestazione di interessi presentata dall'amministrazione vicentina nei giorni scorsi, una candidatura che inorgoglisce, apre a possibili nuovi scenari e mette d'accordo a Vicenza maggioranza e minoranza. Sono convinto che Vicenza possa giocarsela veramente fino in fondo, e questo è un volano straordinario di crescita per la città, le sue associazioni culturali, i quartieri, i gruppi, e in questo caso non c'è maggioranza e non c'è opposizione, c'è solo Vicenza, i suoi interessi, il bene dei suoi cittadini, e quindi ce la metteremo tutta. Superato questo primo traguardo, ora si entra nel vivo. Tutte le città partecipanti dovranno presentare il proprio progetto, che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di 7 esperti nella gestione dei beni culturali. Vicenza, dal canto suo, ha già messo a punto la struttura di governance incaricata della gestione delle attività di progetto che condurranno entro il prossimo 19 ottobre a depositare il dossier di candidatura. La città vincitrice, grazie al contributo statale di €1 milione, avrà un anno per mettere in mostra le sue caratteristiche originali culturali, un'opportunità che diventa un volano anche economico. Sono sicura che porterà investimenti importanti in cultura e turismo, 2 settori particolarmente colpiti dal Covid e che vanno sostenuti. E c'è anche tanta cultura all'interno dei progetti della manovra estiva varata da Casugana.
Abbiamo il Consiglio Comunale la prossima settimana e quindi abbiamo questa manovra, chiamiamola così, questo assestamento di bilancio per il 2021. Quindi diamo sfogo a tutta una serie di risorse che verranno messe in circolo per la collettività. Ammonta a 6 milioni di euro la manovra d'estate di Casugana, che nei prossimi giorni arriverà per la discussione e la ratifica in Consiglio Comunale. 6 milioni che saranno destinati a iniziative varie, dalle opere pubbliche al capitolo della cultura. È una bella cifra anche grazie all'ottimo lavoro che è stato portato avanti nella ragioneria. Abbiamo assestato anche tutti i contributi dello Stato, abbiamo fatto un lavoro eccellente nell'ultimo mese e di conseguenza diamo il via alla spesa delle risorse che abbiamo. Confermate fino alla fine dell'anno le agevolazioni per le imprese e le famiglie più colpite dagli effetti economici della pandemia. Dal 2020 al 2021 il nostro obiettivo è sempre stato quello di poter aiutare laddove possibile tutti, dai cittadini alle attività, agli esercenti di attività economiche che vedono riversare nel territorio tutta una serie di risorse laddove non vengano chieste. Quindi il fatto di non pagare anche i plateatici è una risorsa impiegata dall'amministrazione. Ed è tempo di assestamento di bilancio anche per il Sant'Artemio, con il Consiglio provinciale che ha approvato una variazione da 3 milioni di euro, cifra che sarà impiegata principalmente in interventi di edilizia scolastica negli istituti superiori della Marca. Su questo fronte prosegue il nostro impegno. Il commento del presidente Stefano Marcon: nella lista sia opere di manutenzione ordinaria che di adeguamento antisismico. E adesso andiamo a Vicenza perché abbiamo chiesto alla gente che in questa calda estate 2021 resterà in città come pensa di trascorrere queste settimane. Come si passa quest'estate in città? Cosa fa? Cioè per trascorrerla magari? Da vecchia signora sto abbastanza a casa. Se gira, se guarda qualche palazzo nuovo che l'hanno ristrutturate. Si fa la scoperta della propria città? Sì, è scoperta. Ogni tanto bisogna guardare in alto. Niente? Ecco, perché non si può fare niente. Quindi rimane a casa, neanche un ristorante, un bar? No, forse qua i ristoranti, ma niente di più. Non si ha paura di tutto adesso. Tendenzialmente con questa, diciamo così, variante si cerca di stare ancora protetti, quindi non andare troppo con assembramenti e fare un po' una vita morigerata per cercare poi di affrontare magari l'inverno con più serenità. Ci si accontenta, dai, poi a casa si sta anche bene, tutto sommato al fresco, quando sono le ore migliori si fa la passeggiata. Il bel gelato, il tramezzino, tanto per passare, comunque no, tranquillo, insomma, dai. Si cerca di trovare spazio per fare qualcosa di diverso dalle solite vacanze. Io faccio arte, dipingo, poeto, scrivo, ascolto teatro, recito, celebro Dante nel 700° della morte e di tutto di più. Insomma, decisamente tutti praticamente hanno visto il bicchiere mezzo pieno e questa è una cosa decisamente positiva. E a proposito di belle notizie, adesso ci occupiamo di un ragazzo di 19 anni che, pensate, di Bassano del Grappa, ha vinto la medaglia d'oro alla 62esima Olimpiade della matematica. Nuovo prestigioso traguardo per il bassanese Matteo Poletto, che si è aggiudicato la medaglia d'oro alla 62esima Olimpiade di matematica. Matteo non è nuovo a traguardi simili, ma oggi è il numero 1 in Italia e ha guadagnato un 10° posto assoluto al mondo. La squadra italiana si è classificata 7ª assoluta in una competizione con 107 nazioni partecipanti. Un grande risultato per i nostri 6 azzurri: Massimiliano Foschi, Matteo Damiano, Romeo Passaro, Tommaso Lunghi, Davide Pierrat e il numero 1 Matteo Poletto. Da bassanesi, dobbiamo dirlo, un grande orgoglio nel nome della cultura. E un grande orgoglio è quello che ha espresso anche nei confronti di Matteo Poletto il governatore del Veneto Luca Zaia. I miei complimenti a Matteo Poletto a nome mio e di tutta la comunità veneta. Insomma, avere un nostro bassanese veneto che vince e prende la medaglia d'oro alla 62esima edizione delle Olimpiadi di matematica, direi che è un grande orgoglio. Quindi Matteo arriva con la medaglia d'oro, primo livello nazionale alle Olimpiadi di matematica e 10° posto assoluto a livello mondiale, quindi merito suo. Bravo Matteo, e direi anche bravi gli insegnanti, bravi tutta la squadra del liceo Jacopo da Ponte di Bassano. Quindi se vinciamo e vinceremo medaglie d'oro alle Olimpiadi con i nostri veneti a Tokyo, ma ne abbiamo già vinta una ovviamente alle Olimpiadi di matematica con Matteo Poletto. Bravo.
Insomma, un orgoglio tutto nostro, tutto nazionale. Si parlava di sport, si parla di giovani, c'è un'iniziativa che ha coinvolto più di 200 bambini. Un'estate all'insegna del divertimento, dello sport e dell'amicizia. Il Win-Win Camp è riuscito ancora una volta a coinvolgere bambini, oltre 200, famiglie e istruttori. Il tutto inserito all'interno dell'impianto della I-Milani, che guarda al futuro proprio come gli occhi dei bambini felici di ritrovarsi insieme. 8 settimane per la terza edizione del camp, insomma un grande successo anche quest'anno come numero di iscritti in un'estate particolare, difficile, importante però per i bambini. Assolutamente, quest'anno abbiamo fatto sold out, quindi già le settimane precedenti avevamo riempito tutti i posti a disposizione. Siamo proprio contenti perché è andato tutto bene, siamo ormai in chiusura, però siamo veramente soddisfatti perché i bambini sono sorridenti e vedete alle mie spalle, è bellissimo vederli correre, giocare assieme, fare sport. Ci tenevamo molto a muovere i ragazzi dopo un anno di scuola, perché comunque loro sono riusciti a frequentare, però avevano bisogno di stare all'aperto, stare con gli amici, e quindi questo obiettivo assolutamente raggiunto. I genitori sono quelli che ci fanno capire che le cose stanno andando molto bene, in quanto richieste di prolunghi, richieste di aumentare le settimane, quindi questo è un segnale che le cose vanno molto bene, i bimbi sono felici. 13 istruttori giovani e preparati che hanno contribuito a rendere sicuro il camp. Facile non è stato, ma siamo comunque riusciti a tenere un equilibrio fra divertimento rispettando le misure Covid. È sempre bello essere a contatto con i bambini perché ti portano il sorriso durante anche delle giornate che inizialmente possono essere pesanti, ti dà molte soddisfazioni perché vedi che sorridono insieme a te e giocare insieme a loro è una cosa bellissima. Mi è piaciuto fare un po' tutti gli sport perché sono molto divertenti, con gli istruttori giusti e soprattutto ci si diverte un sacco. Che cos'è che vi è piaciuto di più? Calcio, baseball. È vero, tutti con la mascherina, però almeno anche questo è un ulteriore segnale di voglia e ritorno concreto alla normalità. È partito a Vicenza, ha toccato Venezia, stiamo parlando del tour veneto di Enzo Iacchetti, che ha presentato il suo libro, non libro, dedicato al Covid, e tra l'altro tutto il provento sarà devoluto alla Croce Rossa. Una raccolta di pensieri di un artista che è stato rinchiuso come tutti quanti noi, no? Che facciamo questo mestiere, è stato rinchiuso in casa per tanto tempo, quindi con difficoltà estreme per quanto riguarda l'intelletto, perché siamo andati un po' fuori tutti di testa, con grande paura per ciò che stava succedendo e anche con grande speranza per venirne fuori. Comico, scrittore, volto di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti presenta così il suo Non è un libro, solo pensieri acidi e non, progetto nuovo di Zecca che vuole raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana, un'iniziativa di solidarietà che in questi giorni lo ha portato prima a Vicenza e poi a Venezia. Il Covid, secondo Iacchetti, insomma, alternando sorrisi, riflessioni, ma anche riferimenti all'attualità. Io sono per i vaccini sicuramente, non sono per obbligare nessuno a farli, però anche quelli che non li fanno, per cortesia, rispettino quelli che li fanno e soprattutto non intacchino l'immunità degli altri. Se non siamo responsabili e non abbiamo buon senso e diamo retta ai nostri politici, siamo fottuti per un altro anno e mezzo o 2. Appello alla responsabilità che arriva anche da un altro volto noto dello spettacolo italiano, in questi giorni a Rosolina Mare per una serie di eventi, Savino Zapa. Ho fatto entrambe le dosi, quindi ho il Green Pass. L'ho fatto per me e l'ho fatto per gli altri, cioè l'ho fatto per difendere la mia salute ma anche quella degli altri, per cui trovo che sia una scelta responsabile.
Insomma, abbiamo sentito una scelta responsabile, quella che ha appunto dichiarato Enzo Iacchetti. Insomma, c'è questo continuo appello alle persone a vaccinarsi per cercare di uscire, più che altro c'è tanta voglia di uscire da questi mesi, anni davvero terribili che stiamo vivendo e abbiamo vissuto tutti quanti. Questo era il nostro ultimo servizio, l'appuntamento è alle 18:50 con TG Bassano, 19:15 TG Vicenza. Grazie per essere stati con noi, una buona domenica a tutti quanti, arrivederci.